Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Allora, vediamo un po' oggi che cosa dobbiamo fare. Innanzitutto, oggi volevo un po' fare un video diverso dal solito. Volevo un po' mostrare le città di tutti coloro che hanno partecipato alla nostra regione. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto la nostra regione credo che sia ormai ultimata, come vi ho detto negli scorsi video. La discarica ormai è quasi piena. Io avevo pensato di distruggere questa strada con queste industrie correlate. Ecco qua. E aggiungere immediatamente un nuovo atomizzatore della spazzatura, in modo tale, ecco, ne aggiungiamo magari due, così riusciamo a bruciare tutto in maniera molto più rapida. Ecco qua, il control net lo abbiamo disponibile. La spazzatura adesso vediamo di eliminarla. Ecco qua, io potrei anche mettere una nuova grande torre per riuscire a sfruttare ancora di più il territorio. Ecco, potremmo mettere addirittura una torre elite, eccola qui. Però ovviamente il territorio è quello che è, perché credo che sia abbastanza inquinato, quindi vediamo un po'. Ecco, infatti. Però addirittura potremmo mettere una megatorre normale, eccola qui, e come dire, sfruttare al massimo il medio reddito. Sì, perché una megatorre d'elite la dovrei collocare appunto in queste zone. Quindi adesso facciamo una cosa: innanzitutto mettiamo una megatorre con piano d'appartamenti, diciamo normale, da questa parte. Eccola qua. La mettiamo in costruzione. Perfetto. E la portiamo avanti. La nostra accademia, ecco qua, come potete vedere, ha bisogno di lavoratori a medio reddito, quindi cercheremo di soddisfarla con nuovi palazzi, come dire, nuovi piani al di sopra della nostra megatorre. Qui le miniere sono pronte, vediamo come vanno. I minerali ci sono, vediamo se scarseggiano. Qua fanno 120 tonnellate al giorno. Qua ne fanno, ok, mi sa che è arrivato il momento di aprire anche l'altra miniera, perché siamo arrivati al punto tale da continuare a rifornire la nostra città di minerali. Vediamo un po' qua, ci serve energia. Come ci serve energia? Vediamo un po', abbiamo 187 megawatt in eccesso. Vediamo se riusciamo a ottenerli e a distribuirli meglio all'interno della nostra cittadina. Vediamo come vanno le industrie. Qui adesso vedremo di aprire nuovi cantieri per nuove fabbriche. Perfetto. Vediamo un po' a livello energetico, edifici non alimentati, giustamente perché la strada purtroppo è stata eliminata. Adesso ricongiungeremo il tutto. Perfetto, vediamo un po'. Via media densità, alta densità, ok. Sono tutte strade da migliorare queste, vediamo un po'. Perfetto. Molti mi hanno detto che il traffico è sicuramente superiore in questi viali a media densità e bassa densità. Alta, perfetto, mettiamola anche qua. Vediamo come va adesso l'energia elettrica. L'atomizzatore della spazzatura funziona, come potete vedere. A livello energetico siamo sempre su, come potete vedere. Ok, stiamo andando molto bene. Qui siamo chiusi purtroppo per via del magazzino pieno, ma non è un problema, perché ormai il carbone ci serve solo da miscela, diciamo, con i metalli per riuscire a creare, con i minerali per riuscire a creare i metalli. Benissimo, la grande torre come sta andando? Perfetto, stiamo realizzando dei piani di appartamenti. Però ragazzi, adesso volevo un po' dare un'occhiata alle altre città che hanno partecipato a questa regione, visto che ormai la regione, diciamo, è conclusa, proprio perché siamo riusciti a raggiungere la grande opera. Prima di noi l'hanno raggiunta anche altri giocatori. Adesso vedremo un po' tutte le città della nostra regione. Allora ragazzi, incominciamo dai nostri vicini di casa, come per esempio XBX, che l'abbiamo visto tante volte collegarsi in game, diciamo in partita. Adesso vediamo un pochettino la sua città, Barleycorn Point, vediamo un po' di che si tratta. La prossima volta devo ricordarmi di installare SimCity nell'altro hard disk che è più veloce di quello attuale, così carichiamo le città molto più velocemente. Intanto XBX Barleycorn Point, come potete vedere, una cittadina molto particolare che si sviluppa su due isolotti, come potete vedere, anzi su due promontori. È una città tutta ad alto reddito, alto valore del terreno, grattacieli fulminanti che si innalzano e scuole superiori, e credo che una centrale nucleare alimenti il tutto con due reattori, come potete vedere. Sono due reattori, se non sbaglio, di prima generazione. Vediamo un po'. Sì, dovrebbero essere di prima generazione. Vediamo un pochettino. Benissimo, bella città anche questa. Guardate che fighi questi grattacieli da questa parte. Impianto di depurazione e anche l'università, perfetto. Sì, città molto interessante. Addirittura qua ci sono le industrie ad alta tecnologia, quindi ecco, anche lui ha optato per l'ottimizzatore della spazzatura. Adesso andiamo nuovamente a Cotton Bands. Come potete vedere ho aggiunto 2D nello scorso video. Vediamo adesso invece
la nuova, anzi le nuove città che si ritrovano accanto alla nostra, appunto ce ne sono altre due, vediamo un po'. Perfetto, andiamo immediatamente, ecco qua, del Dorado, abbiamo New Las Vegas di Michele 555, vediamo un po' che cosa nasconde nella sua cittadina. Perfetto, penso che con tutta quella spazzatura nella nostra città potremmo rischiare il disastro del Godzilla che va a divorarsela. Eccoci qua ragazzi, New Las Vegas, Michele 555, come potete vedere ha collocato l'edificio Copan, che è uno degli edifici più belli di SimCity insieme alle Willis Tower, eccole qua, edificio turistico. Vediamo un po', qui qualche zona diciamo commerciale, turistica, potete vedere ci sono diversi alberghi, una città diciamo turistica, ci sono ovviamente anche diverse attrazioni nella parte sud vicino al molo, ecco qua abbiamo la Giralda, ecco qui, vediamo un po' invece al piano di sopra, addirittura una centrale a carbone, con miniera ovviamente a carbone e la discarica per riuscire a bruciare tutta la spazzatura dei suoi 40.000 abitanti. Bellissima anche questa città, adesso andiamo avanti, vediamo un po' chi si ritrova dopo, credo ci sia, se non sbaglio, vediamo, era l'altro giocatore che avevamo nella scorsa città, vediamo un po', sì, è qui. Eccolo qua, Miki Simo 92, il vincitore della scorsa partita e adesso si ritrova nella nostra semiregione, Ferrari City. Vediamo un po' che cosa è riuscito a combinare. Vediamo, caricamento in corso. Purtroppo questi caricamenti sono un po' lunghetti, ma ovviamente per caricare una mappa, diciamo, è giusto. Vediamo un po'. Andiamo. Ah, potevo collocare a proposito i binari del treno a levitazione magnetica, però me lo sono dimenticato. Allora, si è dedicato credo all'Omega Co, anche la sua è una bella città, come potete vedere ci sono delle miniere di carbone avanzate con estrattori Omega. Mamma mia, eccoli qua. E addirittura sono tutte chiuse perché ha lo stesso problema mio, diciamo 20 tonnellate di carbone deposito massimo, capacità massime le hanno chiuse. Ha sfruttato anche il petrolio, come potete vedere, ci sono diverse zone di estrazione, tutte con il potenziamento dell'Omega Co, quindi fanno 866 barili al giorno, davvero una produzione grandiosa. Addirittura c'è la centrale del riciclaggio, vediamo un po' il quartier generale del commercio, qui troviamo anche la discarica con 4 torrette per la distruzione dei rifiuti. Possiamo notare anche diverse stazioni di pompaggio dell'acqua con l'impianto della depurazione. Arduini, ci sarà sicuramente la fabbrica Omega. Vediamo un po', fabbrica Omega. Vediamo se è vero. Vediamo un po', ci deve essere per forza. Perché no, invece non l'ha posizionata. Ha solo utilizzato i potenziamenti Omega per le varie industrie e le varie zone di estrazione. Benissimo, ha ovviamente sviluppato tutto il centro cittadino sulla destra, come potete vedere, qui c'è una sorta di Central Park alla tipo New York, una miniera di carbone qui normale. Bene, bella città, potete vedere che ha collocato anche l'accademia, una stazione ferroviaria, quindi eccola qui, in tutto il suo splendore, anche la chiesa, eccola qui, noi ce lo siamo dimenticati e lo faremo più tardi. Benissimo, allora, vediamo adesso di passare alla prossima sottoregione, intanto questa è l'ultima città, costruzione completata, arcologia, chi è stato? Quella taglia il nastro, vediamo un po' che è successo. Nuovamente i fuochi d'artificio. Vediamo che è successo. Siamo noi? Tagliamo il nastro? Voglio vedere cosa è successo. Torniamo a Cotton Bands. Dove stiamo andando? No. Vediamo un po'. Sì, siamo tornati a Cotton Bands. Sì, questa è la nostra città. E allora perché ci ha portato nuovamente qui? L'arcologia è stata ultimata, eccola qua, l'abbiamo già vista, è attiva, ha raggiunto la massima espansione possibile, la riforniamo di acqua ed energia. Bene, questa è la nostra piccola semiregione, adesso andiamo a un'altra semiregione, vediamo un pochettino la semiregione di sinistra, eccola qui, vediamo un po', visitiamo Tunacoil, eccola qui, vediamo un po', voglio vedere anche queste altre regioni come si sono evolute in questi giorni. E che cosa hanno combinato? Vediamo un po'. Tunacoil di Tonno Pro 46, come potete vedere loro hanno costruito, se non sbaglio, la stazione fotovoltaica. Sì, dovrebbe essere quella, la stazione fotovoltaica. Non l'ho mai vista, ma credo che sia quella. Per forza. Sì, è la stazione fotovoltaica, ragazzi.
Loro, diciamo, sono arrivati terzi, se non sbaglio, nella costruzione della loro grande opera, perché noi siamo arrivati secondi, i primi sono stati, se non sbaglio, gli altri ragazzi della sottoregione che si ritrova più a nord. Adesso ve la farò vedere, diciamo, i vincitori di questa mappa. Quindi sono arrivati terzi, a meno che gli altri là sotto, nella regione più a sud, non hanno realizzato un'altra grande opera. Comunque, loro stazione fotovoltaica, complimenti anche a voi, complimenti anche a Tonno Pro 46 per la sua città, reattore nucleare come potete vedere, anzi i reattori sono messi in questo isolotto lontani dalla città per evitare dispersioni di radiazioni nel caso ci dovessero essere terremoti o robe varie. I binari dei treni, come potete vedere, la levitazione magnetica. In tutta la città limitano il traffico. È un po' in difficoltà perché non ha più soldi, però bella città anche questa. Potete vedere addirittura il centro espositivo per il motocross. Benissimo. Il Global Theatre di Shakespeare è una, diciamo, sì, come dire, mega torre. La nostra città, diciamo, è una delle più brutte perché è tutta incentrata sulla produzione, però è un po' organizzata male, diciamo. Potevo fare di meglio, però siamo riusciti lo stesso a ottenere dei grandi numeri, dei grandi punteggi. Diciamo, potevo mettere le grandi torri in maniera migliore, però ovviamente potevo sfruttare il terreno. Il terreno è quello che è, come potete vedere, è suddiviso in questo modo, però potevo sfruttare meglio ancora qualche spazietto, però nonostante tutto siamo riusciti a ottenere, potete vedere, un profitto elevato e siamo sempre in attivo. Perfetto, allora abbiamo visto Tonno Pro 46, adesso vediamo Magnolia Wetlands, vediamo un po' di chi è. Hanno costruito quindi la centrale fotovoltaica, non l'ho mai vista attiva, però deve essere bella. Vediamo un po'. È anche una delle più difficili da costruire. Qui abbiamo già due grandi torri che si innalzano, due megatorri. Sempre questi binari a levitazione magnetica. Nella zona sinistra potete vedere c'è anche qualcosa a livello turistico. C'è la Giralda, la torre di Pisa. Abbiamo anche, vediamo un po'. La stazione per il dirigibile, eccolo qua. Con l'hangar per i dirigibili. E addirittura il terminal traghetti. Una città, diciamo, basata anche sul turismo. Come potete vedere ci sono diversi alberghi. Probabilmente tutta la popolazione è concentrata su queste enormi grandi torri. Qua sopra che cosa c'è? Non riesco neanche a vedere. Corona dei parchi. C'è tipo una specie di campo da calcio lassù. Bella anche questa città, veramente. La prossima città che farò, la farò sicuramente dotata tutta di grandi torri, perché fanno risparmiare tantissimo spazio e la popolazione così viene incrementata molto più rapidamente e molto più facilmente, perché visto che il perimetro è molto ristretto, costruire ed avanzare in verticale è molto più semplice che avanzare, diciamo, in orizzontale. Quindi puntiamo anche su questo. Perfetto, torniamo ora nuovamente. Purtroppo qui è stata abbandonata una città, mentre vediamo l'ultimo giocatore, Praven, masse 90, della sottoregione della stazione fotovoltaica. Vediamo un po' che cosa ha costruito. A proposito, ragazzi, fatemi sapere se volete vedere un'altra regione oppure no. Diciamo, ne abbiamo fatte già 2. Vediamo un po' come, soprattutto i vostri commenti. Città di Praven, masse 90. Come potete vedere, ha costruito addirittura l'aeroporto con 2 piste. Il quartier generale dei metalli che noi non abbiamo collocato. Sarà stato questo a darci la possibilità di collocare tutte le nostre industrie correlate. Ecco, qua abbiamo anche, come dire, diversi hotel disponibili in città. Addirittura la mega torre. C'è un bimotore che sta attraversando la zona. Anche un dirigibile, eccolo qui. Terminal traghetti anche per lui. Vediamo di entrare un po' dentro la città. Eccola qui. Ecco, si è basato principalmente sull'Omega anche lui. Potete vedere che ci sono diversi quartieri convertiti all'Omega. Abbiamo qualche zona di estrazione per i minerali. La fonderia, eccola qua. Sì, per forza ci dovrebbe essere la fabbrica di Omega. Vediamo un po'. Fabbrica di Omega, fabbrica di Omega. Ma dove sono queste fabbriche di Omega? Ci sono gli edifici convertiti con l'Omega, ma non c'è la fabbrica. L'Omega Co non c'è. Ma questi edifici sono convertiti. Potete vedere. Boh, non lo so. Probabilmente qualcuno forse l'acquisterà da fuori. Probabilmente. E vediamo un po'. Qua ci sono centri commerciali. Addirittura ha portato la ferrovia in centro città. Come potete vedere. Eccolo qua come fa lui. Ragazzi, come potete vedere vediamo un po'. Voglio vedere una cosa. Sì, sicuramente lui ha adottato il nostro stesso sistema. Potete vedere che la sua ferrovia non è che è simile alla nostra, cioè non è che parte da un punto e ritorna nello stesso punto.
Però a lui funziona, potete vedere che ha addirittura il deposito commerciale per vendere merci a livello della regione tramite i treni, quindi non c'entra, penso, il fatto che debba collegare tutto tramite la nostra ferrovia. Quindi funziona, vediamo. Ecco ragazzi, il treno si ferma, credo qui, vende le sue merci e riparte, quindi non è importante ricongiungere la ferrovia al binario iniziale. Forse è importante invece, vediamo qua, forse è importante esclusivamente arrivare al punto di arrivo, o forse è stato un bug il mio, non so spiegarmelo. Comunque, bella città anche questa, vediamo un po' qui cosa c'è. Ecco la grande torre, adesso passiamo avanti e andiamo a vedere le ultime due sottoregioni.